Oggi parleremo della pornografia nel rock. Sono d'accordo con lei, questa roba è davvero scena. Quei rockettari hanno davvero uno strano senso dell'umorismo, non crede? Non credo neanche si tratti di senso dell'umorismo. Sono degli emarginati, dei poveri malati che cercano di appestare tutti quelli che li circondano. Provate ad ascoltare la loro musica. Nigno, sprofondiamo in un acquitrigno con tiranni superbi più di Tarquinio. Non rinasce la fenice ma muore il cigno come l'industria dell'alluminio. Alla De André Bombarolo con l'ordigno, siamo al capolinea dopo viaggio curvilineo. Mi chiedi dove vivo, su Cisiglesiente, in mezzo al nulla e Medio Oriente. Più che Italia, qui pare il Maghreb, e più che Valentino dovrei essere Mohammed. L'occupazione sta sul filo delle barche, o si soffoca o l'estero si parte. Ogni settore non riparte ma chiude, la fabbrica chiude, il commerciante chiude, l'allevatore chiude, l'artigiano pure. Più che forconi c'è bisogno di una scure. Farle un esempio. Una delle canzoni che ascolterete. Benissimo. Mi dica francamente cosa significa. La legga. Il mio missile d'acciaio spingerò nel tuo tunnel del lavoro. Se spingo, spingo sempre più, diavoli e angeli senti giù. Sentimi, sentimi. Allora, che cosa gliene sembra? Senti, siamo cavi ed esperimenti, lavoriamo duro ma senza stipendi. Come ti senti? Né pane né denti, come a Porto Vesme si chiudono i battenti. E se batti troppo, prima o poi scoppio, non rompermi i coglioni. Come Pirotto, provincia più povera d'Italia, sotto la Barbagia, qua non si lavora, al massimo ci si arrangia. È libero pensiero, giù dall'Iglesiente, se sono indipendente, suona più potente. Chi compra, vende, arrotonda di tangente. Abbiamo troppa fame come Hannibal Lecter, e tu non ci credevi, ma siamo ancora vivi. La Lega ci vorrebbe,